La Barnera es la Anita. Luego es María, que es la mamá, los personajes. Lu Prató, que tiene Prató, es la Mo, a modo que compreneu las palabras que son. Luego hay una palabra que no es en disusa aquí, es Lugugnoro. Lugugnoro es una palabra catalana molto antica, che è la parte, l'ultim pescat, lo pescarù, la dividi per un parts uguals. E aquella è la parte més bona che si dona al pescarò perché la porta in casa e diu Marí, fe la cassora, lo bugnoro e un po' va a vendere los degustats de las casas. E aquesta és un'altra parola. L'altra parola és lo paiol és lo pavimento della barca on ti dormivano tutta la settimana. Leggo un'altra cosa che è l'unica speranza che tenevano i pescarols era lo 7 di ottobre, che era la festa della Madonna del Rosari, che andava a acabare la stagione della pesca e cominciava la stagione delle olivas. E allora mi presi le smuciglie, Dio e mi faccio al morire, perché lì la paga era fissa, mentre a barca non era fissa la paga, era in rapporto del pescante. Una parte, non pensi. Giovanni Pescarò. Svegliem che Anita, lo bugnolo in casa, andiamo a puntare. Marí, prepara la cassora, suonante alla taverna di Virì. Una palca alla barca, una palca al motore, una alla trasso e l'altra il pratto. 4 rais in una settimana, 5 figli si guardano a che passa là. Dormindo al paiol per compagnia, birrichelas e gavinas. A moglie e miestri tras el mar a Santa Maria. Non vegi l'ora a casa, la famiglia mi spera, la vuole abbracciare. Anni, posa bere anni, che alla moneta noi vuol passare. Lo pescarò è sempre un de fa, de sacrifici.